A lavorare sul cantiere del Ponte Petrusa ci sono i fantasmi. Così era ieri. Questo è un video realizzato dal Movimento Mani Libere di Agrigento con in testa l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa. Appena 10 giorni fa la maxi marcia contro l'isolamento viario. Il messaggio lanciato dai sindaci della provincia, dai sindacati, dalla Chiesa, evidentemente è stato inviato a chi non ha orecchie per ascoltare. Guardate il cantiere del Ponte Petrusa, sembra abbandonato, nessun operaio visibile, nessun mezzo in movimento. Era stato chiuso nel 2017 perché non sicuro, poi abbattuto, e nel novembre scorso il direttore regionale di ANAS Sicilia, Valerio Mele, aveva assicurato il completamento dei lavori nel mese di gennaio o al massimo febbraio. Bisognerebbe chiedergli di quale anno. Così Confcommercio Agrigento torna a chiedere ad ANAS di conoscere la data di consegna dei lavori e messa in esercizio del costruendo viadotto Petrusa. L'assenza di questa importante arteria viaria da anni danneggia abitanti e imprese di Agrigento e Favara, costretti ad una deviazione estenuante ed esosa anche in termini economici. Circa un anno fa, sottolinea il vicepresidente di Confcommercio Valenza, sono cominciati i lavori di realizzazione del ponte. La previsione di consegna dei lavori era datata 11 novembre 2019, ma ad oggi i lavori continuano, se continuano, ma senza una data certa.